Abbiamo recuperato un po' di acqua. Minchia. Buongiorno! Sì, ok. Potrebbe sembrare il solito video di un'alba in vetta, e in fondo ogni alba in montagna è unica, ma questa volta l'alba sulla creta della Chianevate è stato solo l'ultimo capitolo di 2 giorni che per una serie di imprevisti si sono trasformati in qualcosa di molto più grande. Perché a volte i ricordi più belli non nascono da quello che avevi programmato, ma da tutto ciò che non avevi previsto. È il 27 giugno 2026 e stiamo vivendo i giorni più caldi dell'anno. Il programma per queste 48 ore è semplice: raggiungere la creta della Chianevate, la seconda cima più alta del Friuli, superata soltanto dal Coglians. Sì, È questo l'attacco del sentiero? è l'attacco della ferrata. Della ferrata. Partiamo dal passo di Monte Croce Carnico e risaliamo in direzione della creta di collina, fino al sottostante bivacco Craighero. Più che un bivacco è una grotta rivestita, essenziale ma perfetta come punto d'appoggio. Qui lasceremo tutto il materiale che ci servirà per la notte: sacchi a pelo, tenda e gran parte dell'attrezzatura. Con gli zaini alleggeriti partiremo per una prima salita di perlustrazione verso la vetta. L'obiettivo non è solo raggiungerla, ma capire tempi e difficoltà e fattibilità di una successiva salita notturna, quella che ci porterà lassù all'alba del giorno seguente. Una volta rientrati, saliremo sulla creta di collina per goderci il tramonto e poi trascorreremo la notte in tenda. Abbiamo deciso di non dormire al bivacco per 2 motivi. Sappiamo che è molto umido e vogliamo mettere alla prova il nostro equipaggiamento in vista delle prossime avventure. Questo, almeno, era il piano. Perché, come spesso accade in montagna, basta un piccolo imprevisto per cambiare completamente il modo in cui ricorderai un viaggio. Da passo di Monte Croce Carnico fino a creta di collina e poi scaricheremo un po' di roba al bivacco Craighero e ci dirigiamo verso la regina del Friuli, la creta della Chianevate, la seconda vetta più alta in regione dopo il Coglians, l'unica che ancora mi manca delle 4 più alte. Alina invece le già fatte tutte, quindi oggi sarà la mia sherpa come al solito. Del resto Sentiero 146 inizia nel bosco al fresco, però durerà poco perché oggi si prevede gran caldo. Ci cucineremo sicuramente in mezzo ai crez. No. No? Non dire così. Più in alto si va, più fresco si trova. Non erano questi gli accordi? Giusto. Andiamo allora. Si segue ancora il 146, direzione Rifugio Marinelli, e poi prendiamo il bivio che sale su a destra verso creta di collina.
Bellissimo questo pianoro verde, una prateria che poi si ferma da sopra e iniziano le pareti verticali della creta di collina. Che spettacolo che abbiamo qua in Friuli! Ma quanto ci invidiano quelli delle Dolomiti! Rifugio Marinelli in lontananza. Quest'anno mi sa che rimarrà chiuso. L'anno scorso sta ora eravamo in preparativi per salire sul Triglav. La costante di questi giorni è il caldo, come quella volta. Vi somigliate? Sì. Io so, sì. Questo qua. Io la mattina mi sveglio così. No, quello sono io che si sveglia così. Russando. Sempre. No, ma non sei così, sei ordinato tu. Vai a pettinarti di notte. Sì, come no. 3 orette ancora. Siamo al bivio Marinelli, creta di collina. Si sale. Poco fa abbiamo visto il rifugio Marinelli da una prospettiva insolita rispetto alla solita strada che si fa da collina, però anche da qua lo si può raggiungere e la camminata non ha nulla da togliere in fatto di bellezza rispetto a quella classica, però penso che ben pochi la prendano da qua. Madonna, merita davvero. Molto meglio viaggiare di notte. Sì, decisamente. Che caldo. Il sentiero erboso lascia sempre più spazio alla roccia. Cominciano i primi cavi attrezzati. Change. E ancora 500 metri fino al bivacco Craighero. Superati i tratti attrezzati, il sentiero cambia completamente. Rimane una lunga salita, costante, completamente esposta al sole. In giornate come questa non serve avere fretta, serve trovare il proprio ritmo. Veramente infinito, ti prosciuga le energie, questo caldo. Mancheranno 100 metri ancora al bivacco. Come 100? 100 metri, sì. Ma 50 metri fai detto 50? 150 ho detto. E qualcosa in più fino alla croce di vetta della creta di collina. Come anticipato all'inizio del video, stiamo affrontando uno dei periodi più caldi dell'anno e anche quassù, in montagna, il caldo si fa sentire parecchio. Abbiamo con noi 3 litri d'acqua a testa, più 1 litro di latte per la colazione del mattino seguente. Dovranno bastarci per 2 giorni. Con il sole e la fatica, però, ogni sorso sembra non essere mai abbastanza e, quasi senza accorgercene, l'acqua inizia a diminuire molto più velocemente di quanto avessimo previsto. Prima indicazione da quando siamo partiti
per la strada della Chianevate, di qua. Poi bisogna passare questa cima qua. Che cos'era sta prima cima? Crone. Il Crone. E poi la Chianevate sarà là dietro. Eri qua, Ciao. arrivati alla caverna dell'amicizia, bivacco Craigero. Se vuoi stare fresca, entri qua. Cacchio. C'è un po' di umidità. Giusto, giusto. Fiantin di umidità. Ottimo, tra un po' si parte, direzione Creta Chianevate. Ramponi sì o ramponi no? Ramponi sì, ramponi no. Forse per la prima volta da quest'anno non troviamo neve, solo la prima. Abbiamo dovuto aspettare fino a fine giugno. Bene, bene, dai. Seconda vetta del Friuli, aspettaci. Abbiamo scaricato un po' di zavorre qua. Ho paura. Hai paura di cosa? Non sai. Di trovare. Di cagarmi addosso, eh? Non ho un cambio di mutande. L'orso. Mariota, ce la faremo. Via di salita dovrebbe essere questa. L'Acelomino. Poi si passa sul Crone e poi si va in direzione dietro al Crone. Dovrebbe esserci la Creta della Chianevate in cresta. Ecco l'ex ghiacciaio, quello che dicevi tu. Eiscar? Andiamo a vederlo. È rimasto questo. Partiti, ore 1:15. Wow. Eccola la nostra meta. Creta Chianevate, vediamo la croce. Che meraviglia. Adesso tutto il percorso lungo la cresta fino ad arrivare lassù. Bellissimo. Fai tanta attenzione, amore, sai? Sì. Marinello. Quindi questa è la cima del Crone, no? Coglians. Doveva essere solo un sopralluogo, un modo per capire il percorso, valutarne i tempi e prepararci alla salita della notte. Però la montagna ha voluto già regalarci uno spettacolo unico.
In cresta, sospesi tra i pendii verdeggianti dell'Austria, dall'altro quelli italiani, da soli. Tutto per noi. Enjoy the view. Mamma mia. Onde? Sembrano due che si danno una testata. Ghiacciaio. Oh, facciamo una droga anche qua volendo. Ho visto? Lungo il percorso la montagna conserva ancora numerose tracce della guerra, gallerie, ricoveri e opere scavate nella roccia dalle truppe austro-ungariche. Wow! Ecco, mo sopra i crez. Vediamo il tuo commento. Allora, pensavo peggio fino adesso. Noi siamo arrivati. Sono un po' di sfasciumi, cavi nuovi per fortuna, e ti dirò che la pendenza, anche se è bella notevole, col cavo vai su tranquillo e non vedo l'ora di arrivare sulla seconda vetta del Friuli. Bulos. Mario, te Ecco, ce la facciamo? ovvio. Due tratte e poi ci siamo. Ultima tratta, ci siamo. Seconda vetta più alta del Friuli. Creta Chianevate, ci siamo. Fantastico. La regina.
seconda vetta più alta del Friuli, Creta Chianevate, 2760 metri, giusto? Fantastico. Da questa parte l'Austria, qua giù, di là il re del Friuli, il Coglians. Marinelli, povero, chiuso, tutta la catena dal Cross di Scoventas fino al Zofplan, Creta di Crasulina che abbiamo fatto un po' di tempo fa, e panorama spettacolare. La perlustrazione era andata meglio del previsto, conoscevamo il percorso, ci avevamo messo solo un'ora, avevamo preso i nostri riferimenti e l'obiettivo dell'alba sembrava sempre più concreto. Non ci restava che rientrare al Craighero, montare la tenda e goderci il resto della giornata. Era tutto sotto controllo, o almeno così credevamo. Una volta aperto lo zaino ci siamo accorti di aver dimenticato a casa una cosa fondamentale: i pali della tenda. Per qualche minuto ci siamo guardati senza sapere bene cosa fare. La soluzione più semplice sarebbe stata dormire nel bivacco, ma c'era una parte di noi che, da tempo, sognava di passare una notte completamente all'aperto. Così, quello che all'inizio sembrava solo un errore si è trasformato in un'occasione. Nessuno dei due cercava un colpevole. In montagna gli imprevisti fanno parte del viaggio e invece di rovinarci il weekend abbiamo deciso di viverli fino in fondo. Che tutti senza tetto ci invidieranno. Bene. Anche quelli con tetto. Soprattutto. Ah, che bello. 40 minuti la discesa dalla Chianevate e ora ci rilassiamo un po' fino al tramonto. Fino a quel momento la dimenticanza della tenda era l'imprevisto più grande, ma ce n'era un altro dietro l'angolo, ed era la carenza di acqua. Avevamo portato 3 litri a testa più 1 litro di latte, ed era decisamente scarso vista la giornata calda che abbiamo dovuto affrontare. Quindi una volta rientrati dalla Chianevate, assetati, abbiamo bevuto un po' di latte per cercare di risparmiare le scorte d'acqua, e la condensa che c'era sulle pareti del Craighero era diventata anche molto invitante per utilizzarla, almeno per lavarci i denti. Abbiamo recuperato un po' di acqua. Minchia. Cazzo! Oh, tu l'hai fatto di più? No. Allora? Eccola la nostra casa per stanotte. Abbiamo steso il telo della tenda per isolarci dall'umidità del terreno, sistemato i materassini e preparato i sacchi a pelo. Essenziale, ma più che sufficiente. Dopo cena siamo risaliti sulla vicina Creta di Collina. Le ultime luci della giornata hanno lentamente avvolto le montagne, mentre il sole salutava una giornata che già allora aveva superato ogni aspettativa. Buonanotte. Buonanotte, come in Olanda qua. Cosa vuol dire? Non tramonta mai, fino a mezzanotte qua saremo sempre. Vabbè. Non è vero? Poi una volta messi a dormire ti rigiravi, aprivi gli occhi e questo era lo spettacolo che avevi davanti. E poi, ore 4, partiti, direzione Chianevate per l'alba. Via, buongiorno. Ormai conoscevamo la strada che ci aspettava. Sapevamo cosa ci fosse dietro ogni curva, dietro ogni dosso e lungo ogni tratto di cresta. Sapevamo dove appoggiare i piedi e dove prestare più attenzione. La perlustrazione del giorno prima ci era costata energie preziose, ma ci aveva lasciato qualcosa di ancora più importante: la consapevolezza. Col senno di poi era stata una delle decisioni migliori dell'intero weekend. Così abbiamo affrontato la salita nel buio con tranquillità, sicurezza e passo costante. Tra ogni curva la luce cambia ogni volta, è bellissimo. Guardala, è lì.
siamo quasi. Ci siamo. Dai che là dietro. La nostra colazione ci aspetta. E ho una fame pazzesca. E lei? Ciao, che andate? Ci si rivede. Ce l'abbiamo fatta. Più forti del sonno, più forti della sete, più forti della stanchezza. Siamo qua di nuovo, alba sulla Chianevate. Dopo 6 mesi dall'alba sul Coglians, ce l'abbiamo fatta. E dopo un anno sull'alba. Buongiorno! Ciao Chianevate, da che non ti avevo mai visto a ben 2 volte di seguito. È comunque un arrivederci. Torniamo giù al bivacco Craighero a recuperare tutto e poi si scende. A dopo. Sei proprio bello. Ciao. Ciao bella. Pronti? Roba recuperata, tutto a posto, nessuna traccia lasciata, si riparte e si scende. Bella esperienza anche questa. Molto. Ah, che bellezza! Sono le 7:30 di mattina e il sole batte, fa un caldo già pazzesco. 14 gradi, però fa caldissimo. Io e Alina abbiamo 1 litro a testa ancora di acqua e dobbiamo riuscire a gestircela fino giù. Centellinarla goccia a goccia, una sorsatina giusto per bagnare la gola. Cosa stai facendo? Beccata! Ancora 3 orette di sentiero. Adesso è tutto sentiero fino giù e in mezzo ai prati e poi sì, abbiamo ancora un po' d'acqua, ci dovrebbe bastare fino ad arrivare al passo. Dovremmo farcela, però è stata giusto razionarla, se no siamo arrivati in secca totale. Ritornati al passo di Monte Croce Carnico in 2 ore e mezza dal bivacco. Acqua finita proprio adesso, ce l'abbiamo fatta e ora 2 birrette sicure, anche se sono le 10 del mattino. Intanto 2 birre per iniziare, poi vediamo se la gola è ancora arsa, lo scopriremo. Mandi. Siamo partiti per vedere un'alba sulla creta della Chianevate. Torniamo a casa con molto di più, perché alla fine non ricorderemo il momento dell'alba, ricorderemo la sete, la notte sotto le stelle, gli imprevisti e tutto quello che è successo prima. Ed è forse questo il bello della montagna, ti porta dove volevi andare, ma spesso sono le strade che non avevi previsto a lasciarti i ricordi più belli.